La festa del mandorlo in fiore, che doveva svolgersi dal 28 febbraio all'8 marzo prossimi, non si svolgerà più. Decisione dovuta al coronavirus e alla paura di eventuali contagi che potrebbero esserci. Questo è quanto scaturito nel corso di un vertice operativo che si è svolto sabato scorso in pomeriggio in prefettura, con il prefetto Dario Caputo presente, oltre al sindaco Lillo Firetto, anche i vertici dell'ASPE, dell'ospedale e delle forze dell'ordine. La decisione presa ha preceduto di qualche ora quella poi fatta dal governo nazionale, che ha annullato per le pubbliche manifestazioni in diverse parti della nazione proprio per evitare la paura del contagio. Ad Agrigento per la festa erano attesi circa oltre 1100 persone provenienti da diversi continenti, Asia, America, Europa. La festa del mandorlo avrebbe coinciso con le manifestazioni previste in calendario anche per i 2600 anni della fondazione della nostra città. Per il sindaco Firetto occorre per prima la vita delle persone e dire no ad allarmismi, ma serietà nell'affrontare l'emergenza sanitaria. E sempre per le emergenze del coronavirus c'è da registrare quanto affermato oggi dalla Presidente della Commissione Sanità, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che dice come in Sicilia è alta l'attenzione dell'assessorato alla salute sul coronavirus. Al momento non ci sono situazioni di emergenza come in Lombardia e in Veneto, ma appare quanto mai opportuno evitare allarmismi dopo un colloquio avuto stamani con l'assessore alla sanità Razza, che si è detto pronto a illustrare in sesta commissione i protocolli attivati per l'applicazione delle direttive contenute nelle linee guida del Ministero della Salute. Anche il presidente della Commissione Territorio e Ambiente, onorevole Giusy Savarino, interviene oggi circa i danni che il mancato svolgimento della festa del mandorlo arrecherà alle imprese agrigentine e il loro aiuto chiede al presidente della regione Nello Musumeci di intervenire prontamente presso lo Stato centrale, così come fatto dai colleghi delle regioni Lombardia e Veneto in favore delle loro imprese in crisi. Capisco l'emergenza sanitaria e comprendo le sollecitazioni che sono arrivate dal prefetto e sono state raccolte dal sindaco, per cui è stata annullata un evento internazionale come quella del mandorlo in fiore. Il problema è il danno che questo arreca alle tante imprese ricettivo-turistiche agrigentine che ovviamente si vedono penalizzate dall'avere cancellato un evento così importante. Ne ho parlato con il presidente Musumeci, che proprio in queste ore sta riunendo l'unità di crisi per affrontare questa emergenza internazionale nel migliore dei modi, e ho fatto presente che non solo la Lombardia e il Veneto hanno delle aziende che sono penalizzate dall'emergenza sanitaria del coronavirus, ma già ad Agrigento i primi danni economici si stanno avvertendo con l'avere cancellato questo evento importante, per cui chiediamo con forza proprio da Agrigento città, che queste aziende possano essere ristorate economicamente, perché non è ammissibile che paghino gli agrigentini per un problema che prescinde dalle loro volontà e che è una questione di sicurezza nazionale.